Sul luogo della violenta rapina ancora visibili le tracce di sangue del commerciante bengalese 41enne accoltellato al naso e vicino all'occhio destro da un nigeriano nel corso dell'aggressione nel suo centro di assistenza fiscale, oggi chiuso. Il fatto ieri sera dopo le 20 a Mestre in via Piave, come racconta uno dei commercianti della zona che aveva visto l'aggredito uscire dal suo locale poco prima della rapina. Io ero in bar, lui era appena uscito dal bar per rientrare al lavoro, è un nordafricano, sembrerebbe che precedentemente aveva rubato il telefono a lui, dice se vuole avere il suo telefono indietro deve dargli 200 euro. Lui a quel punto risponde di no e l'altro tira fuori il coltello e lo accortella sul sopracciglio. Fortunatamente a bloccare il nigeriano e a soccorrere l'aggredito alcuni suoi connazionali che si trovavano all'interno del suo CAF, racconta oggi il cugino del bengalese. Meno male se altri 3-4 bangla era dentro, per quello loro era subito già, L'hanno cercato sì, ha cercato di quello nero. e poi è scappato. Quasi 10 minuti dopo è scappato, ha chiamato polizia, è arrivato tutta gente, anche se telecamera di qua, guardato, ha aiutato tutti, però già, meno male dentro se altri 5-6 bangalesi, ha aiutato loro, per quello Ma c'erano anche i suoi figli, i suoi bambini con lui. sono arrivato dopo. E l'hanno visto in quelle condizioni? L'hanno visto Sì, ferito? visto perché tutto era sangue, tutto, anche naso. Il 41enne accoltellato conosce bene il suo aggressore, visto che umanamente lo ha più volte aiutato anche con oboli di varie entità, racconta sempre il cugino del commerciante bengalese. Dai per piacere perché fame, lui dato ben intero. Arrivato l'altro giorno a rinnovo anche ieri sera, ho detto dai 200 euro, serve bisogno. Ho detto, ma perché devo dare a te? Ho detto no, perché lui è forse ubriaco, non lo so, preso qualcosa, no, devi dare. Ho detto no, io non ce l'ho i soldi. Dopo lui non dà, lui preso di tipo di coltello. Oggi, fortunatamente fuori pericolo, suturate le ferite e rimediando diversi punti, il commerciante accoltellato ha deciso di tornare a casa dall'ospedale per rientrare in famiglia.